Buongiorno cari fratelli e ben trovati. Oggi giovedì 28 luglio. Continuiamo anche oggi la lettura del capitolo 13 di San Matteo, discorso delle parabole. Chiediamo il dono dello Spirito con grande fiducia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Anche oggi il brano del Vangelo è breve, sono i versetti dal 47 al 53, sempre dal capitolo 13 di San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Siamo alla fine del capitolo 13. Questa è l'ultima parabola e si conclude con un'ultima frase: terminate queste parabole, Gesù partì di là. Ancora una volta Gesù indica con un'immagine il regno dei cieli. Ancora, dice, utilizzo un'altra immagine, quella della rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori fanno la cernita. Per certi aspetti è una parabola simile a quella della zizzania nel campo. Il regno c'è, anche se in questo regno c'è della zizzania, anche se in questo regno ci sono dei pesci cattivi, il regno c'è. Contro ogni dubbio, presente probabilmente ai tempi di Gesù e della prima Chiesa, è presente tuttora, che vede a volte il male che c'è attorno e dubita che il regno di Dio sia realmente presente. Gesù conferma: il regno c'è. Anche se non tutto è grano buono, anche se non tutti sono pesci buoni, il regno è qui, il regno è qui. Ma non è ancora pienamente compiuto. Attualmente c'è una mescolanza, grano buono e zizzania, pesci buoni e pesci cattivi. Questo è facile constatarlo. Più difficile è credere che il regno sia presente nonostante questa mescolanza. Gesù lo ribadisce, non solo nella parabola della zizzania, ma anche in questa breve parabola della rete. Solo alla fine ci sarà la cernita. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni. L'Evangelista Matteo recupera qui l'insegnamento di Gesù, non per smentire la tolleranza di Dio, quella che aveva dichiarato con grande chiarezza nella parabola della zizzania e del seme buono, ma per sollecitare i discepoli
a non approfittare in modo sbagliato di questa tolleranza misericordiosa. È molto simile, se ci pensate, alla parabola, alla spiegazione della parabola della zizzania. Approfittarne in modo buono, convertendosi e portando frutti di giustizia. E poi c'è quell'ultima paraboletta. Avete compreso tutte queste cose? Sì. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche. Chi è questo scriba divenuto discepolo del regno dei cieli? Non è facile comprenderlo. Alcuni esegeti, e credo che non abbiano torto, dicono è Matteo stesso che è divenuto scriba, perché lui era un esattore delle imposte, è divenuto discepolo. E proprio perché è divenuto discepolo sa estrarre dal suo tesoro, dalla sua esperienza spirituale di discepolo di Gesù, cose nuove e cose antiche. Cose nuove, la tolleranza di Dio, una tolleranza che era quasi scandalosa per un discepolo dell'Antico Testamento, che insisteva esclusivamente sulla giustizia di Dio. Gesù insiste sulla sua misericordia. Ecco la cosa nuova. E nello stesso tempo cose antiche. Il fatto che non è la stessa cosa fare il bene e fare il male. E queste cose nuove e cose antiche emergono dal racconto delle parabole armonicamente, in cui il Vangelo di Gesù, la novità del Vangelo di Gesù, e cioè l'annuncio sorprendente, a volte scandaloso, della misericordia di Dio, che sembra essere troppo misericordioso, ecco, viene armonizzato con l'annuncio dell'Antico Testamento che dice fate il bene, non il male, perché il bene è la vita, il male conduce alla morte. Accogliamo dunque questo messaggio come un messaggio che è un appello alla nostra libertà e alla nostra responsabilità, partendo dall'annuncio della misericordia di Dio. Questo annuncio che continuamente deve sollecitare una nostra risposta, che è risposta di fiducia e di conversione. Chiediamo la benedizione del Signore che ci accompagni in questa giornata. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata cari fratelli e sorelle e arrivederci a domani.